Uno, due, tre, gli amici che se ne andranno. È stato postato sui social un mese fa e si intitola Till I Die, il videoclip che ha portato la squadra mobile di Padova a indagare nuovamente sul trapper Baby Touché, 20 anni, residente a Monselice. A gennaio il questore Marco Dorisio ha firmato un foglio di via per 3 anni dalla città del Santo. Nonostante tutto, a mo' di sfida, il trapper con la sua PD Gang ha inciso e diffuso il video di poco più di 2 minuti nel quale, oltre a brandire delle armi, venivano pronunciate frasi minacciose: studio come farvi fuori, non sto scherzando. Un video dove si chiede anche la liberazione di alcuni componenti della gang, tra cui il fratello del trapper, in carcere dopo il tentato omicidio di un rivale avvenuto a Bergamo nel 2022, che finisce con una chiara offesa alla città. Una versione diversa, quella ancora online. Le nuove indagini della polizia su delega della procura di Padova hanno portato a un decreto di perquisizione nei confronti del trapper, indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Oltre ad aver sequestrato il macete con una lama affilata di 54 cm in totale, gli agenti hanno appurato che le armi brandite sono del tipo soft air, scongiurando così l'utilizzo di pistole vere e proprie da parte del trapper e dei suoi sostenitori.